Migliaia di anziani veneti rischiano di perdere le esenzioni del ticket sanitario. A lanciare l'allarme è il sindacato FNP CISL, che ormai da tempo ha preso a cuore il tema. Il rischio si estende ai pensionati in nuclei familiari, il cui reddito complessivo supera i 36.000 euro lordi l'anno. Se a livello nazionale il governo ancora non fa nulla, ci sono regioni che hanno già cercato di arginare questo rischio, ma non il Veneto. Il limite dei 36.000 euro è stato stabilito nel 1998, in lire ammontava a 70 milioni, una cifra che è stata trasformata in euro e mai aggiornata negli anni. Con una rivalutazione media di una pensione medio-bassa si supera tranquillamente il limite familiare di 36.000 euro. Questo naturalmente impatta fortemente e crea anche difficoltà verso le nostre famiglie. Noi abbiamo chiesto alla Regione di intervenire attraverso una legge regionale che dà la possibilità comunque di regolare diversamente l'esenzione del ticket, però dalla nostra assessora non abbiamo avuto fino ad oggi nessun tipo di risposta. La proposta della FNP Veneto chiede alla Regione di introdurre un'ulteriore esenzione regionale fino a 40.000 euro di reddito familiare annuo, considerando i soli redditi individuali. La platea aumenterebbe di 31.000 anziani. Si può fare e in altre parti d'Italia è stato fatto, come in Lombardia, che ha introdotto ancora nel 2007 un'esenzione aggiuntiva per redditi familiari fino a 38.500 euro. Abbiamo anche a livello nazionale chiesto e fatto una lettera come pensionati CISL al ministro Schillaci di prendere in mano la questione dell'esenzione del ticket, però anche lì non abbiamo avuto nessun tipo di risposta. Attenzione poi alle nuove regole per i certificati di esenzione dal ticket sanitario legati al reddito. Quelli permanenti non sono più validi e sono sostituiti da certificati annuali con scadenza il 31 marzo, da recuperare sul portale del sistema tessera sanitaria o agli sportelli ULSS. Il nostro invito è a tutti i nostri pensionati che hanno un'esenzione permanente di recarsi presso i nostri uffici. Noi abbiamo formato i nostri operatori che hanno la possibilità di dare l'informazione e fornire anche la documentazione che serve. È una notizia che non è stata molto diffusa e quindi è importante tenersi su questo aggiornato. Rivolgetevi ai nostri recapiti di pensionati CISL e avrete le risposte.